Un grande concerto in piazzette e la sfilata dei bambini per la riapertura della provinciale 227 per Portofino. Sabato 6 aprile, dopo poco più di 5 mesi, riapre il collegamento viario con il borgo. Monsignor Tanasini in visita ai luoghi colpiti dalla mareggiata. Il Tigullio sia unito per non inaridire. L'auspicio del Vescovo alla realtà del territorio incontrate nell'ambito della visita pastorale. Più servizi e maggiore attenzione alla fragilità del territorio, la strada per un turismo sostenibile individuata nel dibattito organizzato dalle parrocchie di Santa Margherita Ligure. Sullo sfondo un settore che sta cambiando. Chi costruisce muri ne resta prigioniero, così il pontefice nel viaggio di rientro dal Marocco, nella Santa Messa conclusiva del viaggio apostolico, ha invitato a non cadere nella tentazione dell'odio e della divisione. L'Accademia del Turismo protagonista al Discover Italy, curato dai ragazzi della scuola di Lavagna, al cocktail di benvenuto che ha accolto i 40 tour operator presenti nei giorni scorsi nel Tigullio. Basket nei quarti di play-off del campionato di Serie D maschile, la Val Petronio Casarza Ligure vince il derby con il Villaggio Basket per 73-63 e prosegue la corsa verso la promozione. Buonasera a tutti gentili telespettatori e benvenuti nei nostri studi. Una festa a cui tutti sono invitati a partecipare. È quella che si svolgerà sabato mattina nel Tigullio occidentale per la riapertura della provinciale 227 per Portofino. A poco più di 5 mesi di distanza dalla mareggiata, il borgo, Santa Margherita Ligure e Rapallo si preparano ad affrontare più sereni l'avvio della stagione turistica. Noi siamo andati a vedere. Sarà la sfilata dei bambini con in mano tanti fiori colorati ad inaugurare sabato la strada di Portofino. A distanza di poco più di 5 mesi la via di accesso al borgo verrà restituita a tempo di record a residenti e turisti che potranno così tornare ad animare più agevolmente la piazzetta. Alla riapertura pedonale sabato seguirà quella alle auto domenica per una promessa, quella della fine dei lavori entro Pasqua, rispettata. Quella di sabato si preannuncia una festa per un intero territorio messo alla prova dalla furia del mare e che in questi mesi non si è fermato per ripartire il prima possibile. Vi aspettiamo qua per camminare insieme tra Santa Margherita e Portofino per celebrare uno straordinario successo, la riapertura della strada che unisce queste due straordinarie città, per celebrare un successo delle pubbliche amministrazioni, dei sindaci, di tutti coloro che hanno lavorato davvero come se fosse una cosa loro e non una cosa pubblica. Ci vediamo quindi tutti quanti per una bella camminata e poi per festeggiare insieme questo momento così importante per il turismo della Liguria, che è un settore in cui tanta gente lavora e che quindi merita tantissima attenzione da parte nostra. Già da prima di Natale era stata allestita la passerella pedonale per accedere al borgo, diventata a suo modo un'attrazione turistica utilizzata da 35.000 persone. A metà febbraio poi la 227 era tornata carrabile, ancora interdetta al traffico privato, ma utilizzabile da mezzi di lavoro e nel caso da quelli di soccorso. I lavori sono stati effettuati con un riempimento massivo dei vuoti sotto la sede stradale, causati dalla roccia irregolare sulla quale era costruita la strada precedente e che hanno lasciato troppo spazio all'azione erosiva del mare. La scelta di realizzare i riempimenti con grosse pietre e cemento ha accelerato le operazioni e ha consentito un consolidamento che difenderà l'opera dall'erosione e dalla violenza delle future mareggiate. Dopo il taglio del nastro per l'inaugurazione, previsto intorno alle 11:30, la festa è iniziata al mattino da Santa Margherita Ligure e proseguirà nel borgo di Portofino con un grande concerto di artisti di caratura nazionale e internazionale e a Santa Margherita Ligure con spettacoli di strada e animazione. Nel corso della visita pastorale alle comunità dell'ambito di San Michele di Pagana, Santa Margherita Ligure e Portofino, il Vescovo di Chiavari ieri ha visitato i luoghi colpiti dalla mareggiata a San Michele e ha partecipato al convegno organizzato dalle parrocchie dell'Ufficio Pastorale del Lavoro sul tema del turismo sostenibile. Un appuntamento che si è concluso con l'auspicio da parte del Vescovo al consolidarsi di un'unità fra tutti i territori e le istituzioni del Tigullio. Ascoltiamo.
Un territorio bellissimo e fragile che sta ripartendo, ma non si è lasciato tutto semplicemente alle spalle. Dalla mareggiata di fine ottobre è scaturita una consapevolezza nuova. È quanto emerso nel corso della visita pastorale di Monsignor Tanasini, che ieri mattina ha toccato San Michele di Pagana. La mattinata è iniziata con un percorso nella piazzetta in riva al mare con la visita ai luoghi colpiti dalla mareggiata. La passeggiata, oggetto di lavori che si concluderanno prima di Pasqua, e le attività commerciali ormai tutte aperte. I titolari sono fiduciosi su una piena ripresa già per i ponti primaverili. Nel suo percorso Monsignor Tanasini è stato accompagnato dal presidente del Consiglio Comunale, Mentore Campodonico, dall'amministratore parrocchiale di San Michele, Don Paolo Zanandreis, e da alcuni laici della parrocchia. Nel pomeriggio il convegno a Villa Durazzo sul tema del turismo sostenibile a 5 mesi dalla mareggiata e a fronte di mutamenti climatici. Un appuntamento organizzato in collaborazione con l'Ufficio Diocesano per la Pastorale del Lavoro. Nel dibattito è emersa la necessità di una stretta collaborazione fra enti pubblici, privati e operatori del settore, parti sociali, nell'ottica di riscoprire la bellezza del territorio per poter generare processi utili ad una crescita occupazionale urgente e necessaria. Un punto questo ripreso da Monsignor Tanasini nelle conclusioni. Qualcuno mi ha fatto osservare che troppe volte ci vogliono i disastri per creare solidarietà. Ci vogliono i grandi eventi distruttivi per attirare l'impegno comune, che normalmente tendiamo ad essere individualisti, sia come persone, sia come comunità. Troppo spesso una estranea all'altra. La Chiesa chiavarese, ha aggiunto il Vescovo, ha in questo tempo un indirizzo preciso, quello di promuovere incontro, comunione, sostegno reciproco e solidarietà fra le comunità. Bene, mi auguro che questo impegno sia anche di profitto per la comunità civile, per la comunità degli uomini, che si riesca finalmente a pensare un Tigullio che fa sistema, un Tigullio che è capace di unire le forze, di distribuire le possibilità di intervento in un'armonia che certamente, a mio avviso, è condizione perché questo Tigullio così bello non inaridisca. Come detto, il territorio guarda alla data del prossimo 6 di aprile, giorno della riapertura della strada fra Santa Margherita Ligure e Portofino, diventato un po' il simbolo dei danni della mareggiata e anche della ripartenza del Tigullio occidentale. Un territorio fragile e bellissimo che ormai vive di turismo e deve puntare su questo per generare lavoro e frenare il calo demografico. Di tutto questo si è parlato nel corso del convegno sostenibile organizzato dalle parrocchie. Noi eravamo presenti. Puntare sui gioielli naturalistici e culturali e sui servizi per far crescere il Tigullio con la consapevolezza nuova scaturita dalla mareggiata di fine ottobre. Nel convegno sul turismo sostenibile organizzato a Santa Margherita, il racconto della drammatica notte del 29 ottobre da parte del comandante della Capitaneria di Porto Antonello Piras. Il delegato al turismo di Confindustria Tigullio, Andrea Fustinoni, ha descritto come sta cambiando il turismo fra nuovi potenziali clienti e social media. Parlavamo fino all'altro ieri dei millennials. Adesso si parla invece della generazione Z, che è la generazione che va tra i 9 e i 16 anni e che è una generazione che si sta allontanando dai social, sta prendendo più coscienza anche di quella che è la fragilità del pianeta. Se mantiene queste sue caratteristiche che sono già oggetto di studio, sarà una generazione che chiederà comunque non soltanto determinate messe in sicurezza su quello che è l'ambiente, ma soprattutto tenderà a scegliere di vivere un'esperienza a stretto contatto con la natura. La bellezza del territorio è tale che talvolta non la si vede nemmeno più, dunque occorre consapevolezza e amore. Quanto noi amiamo, quanto noi siamo consapevoli del suolo in cui mettiamo i piedi, dei quadri e delle sculture e degli affreschi, di questi luoghi bellissimi in cui siamo chiamati a vivere. È un dono comunque, no? Provvidenziale, siamo nati qui, siamo qui, ci troviamo come anelli di una catena a cercare, ognuno per la sua vocazione, ognuno per il suo carisma, ognuno per il suo essere,
a tenere assieme questo territorio che è fragilissimo. Creare occupazione a partire dalla bellezza, trovando strade di collaborazione fra pubblico e privato e incentivando forme di residenzialità che sottraggano quote di mercato immobiliare agli affitti turistici per restituirli ai residenti e puntando così sulle nuove forme di lavoro oggi possibili. E questo potrebbe essere una soluzione anche per il futuro, cioè quello di ripopolare i nostri comuni con persone che scelgono i nostri comuni per la qualità della vita che abbiamo. Ovviamente per avere questo dobbiamo avere per esempio una mobilità, quindi dei servizi, i tempi di percorrenza di un treno tra Milano e Genova e ancora peggio tra Genova e Santa Margherita e Rapallo sono gli stessi, se non peggio, di 30-40 anni fa. Franco Migliaro è il nuovo presidente del consorzio Portofino Coast. Prende il posto di Adalberto Gigli, succeduto a Franco Orio dopo la sua scomparsa. A ricoprire la carica di vicepresidente è stato chiamato Pier Giorgio Ciana. Le nuove nomine sono state ratificate dall'Assemblea dei Soci riunitasi il 29 marzo presso l'Hotel Continental di Santa Margherita Ligure. Ho accettato questo impegno con spirito di servizio, nella consapevolezza che fosse necessario dare continuità e forza a questa iniziativa, cercando di attivare nuove collaborazioni e proponendo nuovi progetti di sviluppo per il turismo comprensoriale, in linea con la mission consortile espressa in modo chiaro e lungimirante fin dalla sua costituzione. Fenomeno migratorio e dialogo interreligioso sono i due temi affrontati dal Papa sul volo di rientro dal viaggio apostolico in Marocco. Sull'accoglienza dei migranti il Papa ha lanciato un appello all'Europa e ha invitato tutti ad imparare dalla storia. Il servizio. Chi costruisce muri ne resta prigioniero, i costruttori di ponti invece vanno avanti. Torna sul fenomeno migratorio il Papa, incalzato dalle domande dei giornalisti sul volo di rientro da Rabat. Rispondendo ad una corrispondente spagnola che ha ricordato la costruzione in Marocco di 2 barriere con le lame per impedire il loro superamento, Francesco ha ammesso di aver pianto per così tanta crudeltà. Mettiamo ponti nei porti, non è questo il modo di risolvere il grave problema dell'immigrazione, ha spiegato. Un governo deve risolverlo altrimenti, umanamente. Il Papa ha citato una frase del politico greco Alexis Tsipras: i diritti umani vengono prima degli accordi, e sottolinea queste parole meritano il premio Nobel. Il Santo Padre ha proseguito con un accenno alla storia del secolo scorso. Vedo che tanta gente di buona volontà, non soltanto cattolici ma gente buona, è un po' presa dalla paura, che è la predica usuale dei populismi. Si semina paura e poi si prendono delle decisioni. La paura è l'inizio delle dittature. Il Papa ricorda quindi la Repubblica di Weimar, la necessità di un'uscita della Germania e l'avvento di Hitler e afferma: conosciamo il risultato, impariamo dalla storia, perché questo non è nuovo. Seminare paura è fare una raccolta di crudeltà, di chiusure e anche di sterilità. Accogliere con il cuore aperto invece vuol dire accompagnare, promuovere ed integrare. Infine, il Papa ha espresso soddisfazione per il viaggio in Marocco, un cammino che ha gettato le basi per frutti promettenti, un dialogo che incontrerà ancora difficoltà, ammette, ma è bello seminare la speranza, andare per mano sempre avanti. Un dialogo non costruito in laboratorio, ma con la mente, il cuore e le mani, ed è così che si firmano dei patti. Francesco ricorda quindi il comune appello su Gerusalemme, un passo avanti, fatto non da un'autorità del Marocco o del Vaticano, ma da fratelli credenti che soffrono vedendo questa città della speranza che ancora non è così universale come tutti vogliamo. Torniamo ora sulla visita al Marocco. Ieri pomeriggio il Papa ha celebrato la messa a Rabat. La ricchezza del cristiano, ha detto, è partecipare della comprensione del Padre. Siamo tutti figli amati, non è giusto classificare le persone in base alla loro condizione morale e sociale. La sintesi nel servizio che segue. Non bisogna cadere nella tentazione dell'odio e della divisione. Contemplando il cuore di Dio possiamo vivere da fratelli e non da nemici. È uno dei passaggi forti dell'omelia del Papa nella messa conclusiva del viaggio in Marocco. Francesco parte dalla parabola del figlio al prodigo. C'è il ritorno del figlio perduto, la compassione del padre, l'irritazione del fratello. Per il Papa qui c'è il mistero della nostra umanità. Da una parte la gioia per il figlio ritrovato, dall'altra l'indignazione perché si festeggia il suo ritorno. Da un lato l'ospitalità per colui che era perduto, dall'altro la collera perché si è dato spazio a chi non era degno di quel gesto d'amore. Ci minaccia sempre, dice quindi Francesco, la tentazione di credere nella vendetta per ottenere giustizia in modo rapido ed efficace,
piace, però l'esperienza dice che l'odio, la divisione e la vendetta non fanno che uccidere l'anima della gente, avvelenare la speranza dei figli, distruggere e portar via tutto ciò che amiamo. Soltanto guardando a Dio, questo l'invito, riusciremo a superare le miopi logiche di divisione e saremo capaci di raggiungere uno sguardo che non pretende di oscurare o smentire le nostre differenze, cercando un'unità forzata o l'emarginazione silenziosa. Questa è la più grande eredità e ricchezza del cristiano, spiega ancora il Papa, perché invece di misurarci o classificarci in base ad una condizione morale, sociale, etnica o religiosa, possiamo riconoscere che esiste un'altra condizione che nessuno potrà cancellare né annientare, dal momento che è puro dono, la condizione di figli amati, attesi e festeggiati dal Padre. Non cadiamo dunque nella tentazione di ridurre la nostra appartenenza di figli a una questione di leggi e proibizioni, di doveri e di adempimenti, conclude il Santo Padre. La nostra appartenenza e la nostra missione non nasceranno da volontarismi, legalismi, relativismi o integrismi, ma da persone credenti che imploreranno ogni giorno con umiltà e costanza: venga il tuo regno. Aprendo la sezione primaverile del Consiglio Episcopale Permanente, il cardinale Gualtiero Bassetti, presidente della CEI, ha esortato la Chiesa italiana a lavorare con sinodalità per rispondere alle sfide di una società che ha definito slabbrata. La smodalità è lo stile che deve avere il cristiano, ha spiegato, non è sinodale a modalità con cui la comunicazione viene usata per accendere gli animi, screditare e far prevalere le paure, arrivando a identificare nell'altro non un fratello ma un nemico. Quando manca questo sguardo, ha quindi aggiunto, riusciamo a dividerci su tutto, a contrapporre le piazze, persino su un tema prioritario come quello della famiglia, sul quale paghiamo un ritardo tanto incredibile quanto ingiusto. Pur senza fare esplicito riferimento al Congresso di Verona, il cardinale Bassetti ha richiamato le istituzioni a prendere a cuore il tema della famiglia. Se non vogliamo rassegnarci al declino demografico, ha sottolineato tra le altre cose, ripartiamo da un'attenzione reale alla natalità e prendiamoci cura delle mamme lavoratrici, imparando a riconoscere la loro funzione sociale. Si è conclusa con la visita alle bellezze artistiche e ambientali di Moneglia, Framura ed Eva Marina la terza edizione del Discover Italy, la manifestazione che ha portato nel nostro Tigullio una quarantina di tour operator per stringere accordi commerciali in vista della prossima stagione turistica. Ad aprirla 3 giorni, giovedì sera, c'è stato il cocktail di benvenuto alla piscina dei Castelli di Sesti Levante, appuntamento questo curato dagli studenti dell'Accademia del Turismo di Lavagna. Vediamo come è andata nel servizio che segue. Quanti ragazzi sono coinvolti in questa iniziativa? Più o meno una trentina di ragazzi, tra quelli che hanno lavorato in cucina a scuola, quelli che stanno lavorando qua stasera e quelli che ovviamente poi si occupano del servizio e del bar nella serata. Cosa rappresenta per loro questo evento? Per loro rappresenta un'esercitazione molto importante, perché è stata curata sia nella propria ricerca e quindi nell'ordine di tutte le materie prime, l'organizzazione delle attività di sale e di bar, nel ricevimento della merce, nel controllo della merce, nell'inventare, nel creare un menù adatto per una serata di questo tipo, fino proprio poi all'esercitazione vera e propria di questa sera, che è mettere in opera tutte le cose che hanno preparato nei giorni scorsi. Sono chiamati comunque a partecipare diversi tour operator provenienti da tutto il mondo, quindi anche un'occasione per i ragazzi di entrare in contatto con persone legate al mondo del turismo a livello internazionale. Certo, per noi, per la nostra accademia è molto importante far fare ai ragazzi queste esperienze, perché noi a scuola simuliamo, però il cliente, la criticità, la serata vera e propria dell'evento la riescono a vivere solo sul campo. Ovviamente qua ci sono persone che hanno delle esigenze sia dal punto di vista di menù particolari, piuttosto che anche parlano una lingua diversa, per cui per i ragazzi è tutto materiale di apprendimento. Qual è un piatto tipico che è stato preparato questa sera e offerto ai tour operator? Beh, le lasagne al pesto sicuramente è uno dei piatti tipici che abbiamo voluto preparare, grazie alla collaborazione anche degli operatori di Lavagna, che hanno dato un contributo in termini proprio di materie prime per poter far assaggiare a tutte queste persone che vengono da diversi paesi europei un piatto tipico regionale.
Grande successo per la fiera primavera organizzata a Sestri Levante da ANVA, Confesercenti e dal Consorzio Mercati del Mare. Migliaia sono state le persone che hanno preso d'assalto gli 80 banchi allestiti lungo Via Nazionale e i negozi dei commercianti in sede fissa che hanno aderito. Grande spazio anche al cibo con le tipicità del territorio, formaggi, salumi locali, focaccia al formaggio e bianchetta di Verici, piccolissima produzione vinicola della zona. Eventi come questi servono a rivitalizzare la città e valorizzare le produzioni locali. Questo è il commento di Daniele Mignacca, coordinatore di ANVA Tigullio. Ringraziamo il Comune di Sestri Levante e il Consorzio Mercati del Mare per la collaborazione e confidiamo di replicare iniziative simili anche in altre città. Il Rotary Club Rapallo Tigullio ha organizzato una serata a sostegno dei pescatori professionisti del Levante ligure danneggiati dalla mareggiata di ottobre. 4.000 euro sono stati consegnati al sindaco di Portofino, Matteo Viacava, per la cooperativa Pescatori del Borgo. La somma, raccolta durante il concerto benefico tenuto da Amedeo Solimano, è stata devoluta al Club Rotary Rapallo Tigullio, Chiavari, Tigullio e Portofino. La serata è stata aperta da una relazione del presidente dell'ufficio circondariale marittimo di Santa Margherita sul ruolo della Capitaneria di Porto nella serata della mareggiata. E ora, come di consueto, andiamo a vedere la scheda degli appuntamenti per la giornata di domani, martedì 2 aprile. La sigla. Appuntamenti per martedì 2 aprile. Il Museo Scientifico Leonardini Sanguineti sarà aperto alle visite dalle 9 alle 12. Nei locali del Seminario Vescovile di Chiavari sono esposte più di 300 apparecchiature datate intorno ai primi dell'Ottocento. In occasione della giornata mondiale per la consapevolezza per l'autismo, alle 10.30 da Piazza Matteotti a Chiavari partirà un corteo di ragazzi con autismo e operatori di una serie di strutture che si occupano di loro per raggiungere Piazza Gagliardo, un modo per sensibilizzare la città su questo tema. L'Accademia Culturale di Rapallo propone un incontro con Alessandra Nasini sul tema Uno sguardo sui quotidiani e sui periodici europei. L'appuntamento è alle 16 nella sede di Villa Queirolo. Alle 16.30 nella Sala Livellare in via del Pino a Chiavari, nell'ambito del 14° corso di cultura genovese, si terrà un incontro con Margherita Levoni dal titolo Anton Maria Maragliano, il restauro delle macchine d'altare della cattedrale di Chiavari. Come mai questo tempo non sapete valutarlo? L'argomento sarà al centro dell'incontro organizzato dalle comunità parrocchiali di Sestri Levante con Fra Luca Pozzi dell'Ordine dei Frati Minori di Genova, alle 21 all'ex convento dell'Annunziata. Nell'ambito della rassegna Storie Teatro al Teatro Pubblico Ligure di Soria, alle 21 sarà portato in scena lo spettacolo Ballata dei Senza Tetto di Ascanio Celestini. Parteciperà alla fisarmonica e alla tastiera Gianluca Casadei. Bene, dopo la scheda degli appuntamenti torniamo in studio. Mercoledì prossimo dalle 13.30 alle 18.30 nella zona di Ribasso a Chiavari ci sarà un'interruzione nell'erogazione di acqua a causa dello spostamento di un tratto di tubazione dell'acquedotto. Le utenze interessate saranno, adesso vi cito tutte le vie interessate: Piazza San Fron, via Entella, lato Fiume, via Piacenza, lato Fiume, via Ri lungo Entella, viale Casman, via Bado Giannotto, via Ugolini, traversa di via Ugolini, via Canale, via Damiano Chiesa, via Renato Orsi, via Gastaldi, Corso Lavagna, via Pio X e via Magenta. A lavori conclusi potrebbero verificarsi fenomeni temporanei di intorpidimento dell'acqua e la presenza anche di aria nelle condotte. Non preoccupatevi, chiaramente sono lavori in corso. Passiamo alla cronaca. Un 24enne abitante a Sestri Levante è stato denunciato dai carabinieri per guida in stato di ebbrezza. Il giovane è stato fermato in nottata da una pattuglia del nucleo radiomobile e sottoposto all'alcol test. Aveva un tasso di 1,47 grammi per litro. La patente gli è stata ritirata. E ora passiamo allo sport, precisamente al calcio. La Serie D sconfitta in zona Cesarini per la Lavagnese che ieri a Riboli ospitava la Folgore Caratese. La partita è terminata 4-3 per gli avversari, bianconeri in vantaggio al 26esimo del primo tempo con Di Pietro, che sono stati agguantati dagli avversari al 29esimo con Gioè. E ancora Di Pietro a portare in vantaggio i padroni di casa al 38esimo e Oneto che sigla la rete del 3-1. Ma prima che l'arbitro mandi le squadre negli spogliatoi, la Folgore Caratese accorcia le distanze con Carbonaro.
Primo tempo finisce 3-2 per la Lavagnese. Nella ripresa al sesto di gioco Gioè porta il risultato sul pareggio. Allo scadere del secondo tempo, precisamente al 46esimo, la rete del definitivo 4-3 porta la firma di Daine. La Lavagnese resta a 36 punti, la Folgore Caratesa lunga e sale a 39. Pareggio a reti inviolate invece per quanto riguarda il Sesti Levante, che ieri affrontava in trasferta la Sanremese. Un punto per la squadra di mister Celestini, ora appaiata alla Lavagnese. E passiamo al basket, dove abbiamo un servizio Serie D maschile. Nei quarti di finale dei playoff la Val Petronio Casarza batte il Villaggio del Ragazzo 73-63 e prosegue il suo cammino sulla strada della promozione. Lo vediamo. Un commento a questa partita molto combattuta fino alla fine. Abbiamo preparato la partita su 3 cose, su 3 aspetti, e finché abbiamo seguito il piano partita siamo riusciti a tenerli. Sappiamo che loro in casa sono una squadra molto forte perché è un campo abbastanza difficile. Siamo riusciti a contenere parzialmente i loro punti forti, poi però devo dire la verità che abbiamo fatto anche qualche errorino, soprattutto in marcatura su Bottaro, dovevamo stare più vicino. Bottaro lo reputo il giocatore più forte di questa Serie D come playmaker, per cui è stata una bella partita. A me piacciono allenare queste partite perché penso siano partite belle, di cuore, per cui sono dispiaciuto per i ragazzi perché sono stati proprio bravi oggi, peccato. Come ha vissuto questo derby, Presidente? È abbastanza nervoso, tirato, però un po' di soddisfazioni ci sono. I ragazzi comunque continuano a dare il massimo, a giocare, anche se andiamo lunghi col campionato e sarà difficile continuare a tenere questi ritmi. È la parte più dura adesso, è un campionato nel campionato, tirare fuori tutto quello che si ha per riuscire a finire ovviamente nel miglior modo. Un vero derby, nei derby non si può mai dare niente per scontato, nonostante eravamo comunque favoriti sulla carta. Il Villaggio ha fatto una partita molto intensa e ci ha messo in seria difficoltà. Per fortuna poi con qualche giocata individuale nel secondo tempo siamo riusciti ad andare avanti e a chiudere la partita come volevamo, diciamo. Qual è stata la chiave secondo te? Ma sicuramente come sempre l'intensità difensiva, che è la nostra forza, e poi qualche giocata individuale di Bottaro nel terzo quarto e di Callea nell'ultimo, che sicuramente ci hanno fatto prendere il largo. Passiamo ora alla vela. Si sono disputate nel fine settimana le regate del 23° trofeo Città di Rapallo e del trofeo Rapallo Superstar, organizzate dal Circolo Nautico Rapallo. 2 stupende giornate di sole e di mare calmo, insieme al vento giusto, hanno accompagnato lo svolgimento della manifestazione. Grande la partecipazione di atleti con 30 barche, premi al primo classificato dalla categoria imbarcazioni classiche Fabio Mangione, alla prima classificata dalla categoria femminile Francesca Lodigiani, al primo classificato della categoria Master Filippo Iannello e Supermaster Elio Dondero. Il trofeo Rapallo Superstar è andato al primo classificato nella combinata per le regate del Città di Rapallo Enrico Negri, la classe dinghi 12, e a Fabio Mangione per i dinghi classici. Questa è l'ultima notizia del nostro giornale. Il prossimo appuntamento, come di consueto, è per domani alle ore 12:45 con Tiguglio Oggi. Vi lascio alla programmazione serale sulla nostra emittente e vi auguro ovviamente una buona serata. Arrivederci.